Dalla sede della Protezione Civile del Veneto di Marghera al termine della conferenza stampa del Presidente Zaia. In luglio è confermata la riduzione delle dosi di vaccino del 25% per quanto riguarda il siero Pfizer e del 60% di Moderna. Un taglio della fornitura che preoccupa ma che non dovrebbe far saltare il piano delle prenotazioni fino al 4 agosto. Per quanto riguarda invece la riduzione delle dosi di Pfizer, la copertura delle prenotazioni fino al 4 agosto come prima e seconda dose è garantita? Contiamo di farcela. Stamattina c'è stata una riunione, incrocio le dita, insomma è inutile che non vi dica una roba che ormai è nota e il commissario la conosce. Il Veneto arriva al 65-70% di flaconi nei quali estrae la settima dose. Questo ci sta aiutando molto, perché sono tutte dosi che comunque dedichiamo a queste vaccinazioni. Speriamo di non dover spostare nessun appuntamento. Ovvio è che questo è un po' una doccia fredda, no? Questo annuncio della decurtazione su luglio. Devo dire che a me il commissario l'aveva annunciata sabato quando ci siamo sentiti. Quanto alle vaccinazioni eterologhe per gli under 60 si possono evitare solo con prescrizione medica, invece per gli over 60 resta confermata la seconda dose con AstraZeneca e solo prescrizioni mediche possono far propendere per l'eterologa. È legittimo chiedere tutto, però è altrettanto vero che il medico dell'anamnesi deciderà se ci sono validi motivi per cambiare vaccino. Cioè il valido motivo può essere persona che ha avuto dei fenomeni trombotici, che ha avuto degli scompensi del vaccino, ma dire cambio vaccino perché sento parlare male di AstraZeneca o di Pfizer o di Moderna, decisamente no. Ad oggi non c'è indicazione per cambiare, quindi non è automatico e bisogna che ci siano validissime motivazioni. I dati dell'epidemia sono in picchiata, solo 8 positivi nelle ultime 24 ore in Veneto. Quindi la vera eventuale quarta ondata autunnale, semmai ci sarà, sarà una roba che io spero riusciremo a gestire in virtù del fatto che ci sono state le vaccinazioni. Allora, diffidate da chi vi dà proiezioni di devastazione totale o di liberazione totale, perché se fossero così bravi ci avrebbero anche annunciato tutte le soluzioni fin dall'inizio. La verità abbiamo visto che le soluzioni ce n'è che giorno dopo giorno affronta il problema. Zaia ha lanciato un appello per i gestori di locali da ballo. Le immagini che arrivano dalle piazze ci dicono che in discoteca sono più sicuri, punto, c'è niente da aggiungere. Perché c'è il controllo sul consumo dell'alcol, perché c'è il controllo con le linee guida per il Covid, perché comunque c'è un gestore responsabile giuridicamente di tutto quello che accade e quindi ci mette del suo. E quindi hanno ragione Tito Pinton, tutti quelli che lavorano nel mondo della notte. E l'appello mio che faccio al governo che metta mano subito a queste aperture.